nel frattempo abbiamo raggiunto il ristorante Punta Nord, sempre qua a Cesenatico, dove Marcello Bartolini, lo chef, sta preparando queste poveracce, no? Queste nostre vongole, Poverasse, diciamo. poverasse, come dite voi. Allora, due parole sulle preparazioni. Sono due preparazioni simili, ma per noi, diciamo, profani, però c'è una sostanziale differenza, no? Di che cosa stiamo parlando? Allora, qua ci sono le poverasse per gli spaghetti o per la marinara? Per gli spaghetti e le vongole, semplicemente aglio, olio, poverasse. Quando le poverasse si cominciano a aprire, una sfumata di vino bianco, possibilmente del territorio. E lo stesso discorso per le vongole, per le poverazze e la marinara, uguale. In questo qui, diciamo, dove ci sono gli spaghetti e le poverasse, acqua di cottura, bisogna valorizzare al massimo il prodotto del territorio. Appena aperte sarebbero da mangiare, appena aperte. Appena aperte, quindi Sì, è un segreto che... perché sennò se si asciugano perdono molto. Ma il tempo di cottura è abbastanza veloce, insomma, tutto sommato. 2-3 minuti, se la poverassa è fresca si apre. Se la poverassa si apre un po' più tardi, vuol dire che è meno fresca perché ha perso l'acqua. Quello che fa aprire la poverassa è l'acqua che c'è all'interno. L'acqua si scalda e si apre. Se le poverasse hanno 4-5 giorni, sono un po' scolate, si aprono Un po' più tardi, sì. Ma sono ugualmente buone, però. Sono ugualmente buone, fino a un certo limite. Vedete che si Sono aprono. già quasi aperti, ci sono. E queste, Manuel, sono quelli di stamattina, sono aperte in fretta queste qua. Queste sono freschissime, Marcello. Sono vongole appena pescate, stanotte. Pescate. Naturalmente la preparazione prima c'era, insomma, aglio, prezzemolo, Aglio, prezzemolo, olio extravergine e poverasse. e poverazze. Prezzemolo tendenzialmente lo mettiamo verso la fine perché quando è cotto diventa un po' amaro il prezzemolo, un po' verso la fine lo mettiamo. La vongola, la poverassa alla marinara è già pronta. Per lo spago invece... Per lo spaghetto è pronto anche questo, lo spaghetto ci vuole 2-3 minuti. Chiudiamo un attimo, spegniamo e siamo a posto. La poverassa alla marinara noi la serviamo come una volta in un coccio di terracotta. E qua è già pronta col suo Questa è una sughetto. poverassa alla marinara. Diamo l'ultima cottura in padella. Sono un po' tecniche nuove, una volta si buttava giù, si buttava in tavola. Adesso per insaporirli un po', 3 o 4 minuti, lo facciamo girare in padella col suo Prende più sapore. col suo brodo di vongole. Ecco qua, e sono pronte, sono. Pronti? Prontissime. Naturalmente olio extravergine di oliva di Brisighella, come si Se si diceva. può, no? più del territorio possibile. Il profumo è veramente delizioso, si sente il profumo di mare, si sente. Ecco qua, completato l'impiattamento, direi che abbiamo visto come si preparano le poverasse, le nostre vongole pescate stamattina. Allora, grazie allo chef che ci ha fatto vedere, insomma, anche la sua abilità in cucina, grazie a Manuel che ci ha accompagnato questa mattinata nella pesca delle vongole. Noi ci fermiamo qua, un saluto a tutti voi. Grazie e buon appetito.